Fontane di Villorba, la procura chiede l'ergastolo per il 37enne romeno e il 28enne albanese accusati di aver ucciso a coltellate un giovane moldavo nel settembre dello scorso anno. Paura stamane a Vittorio Veneto per lo schianto tra due bus della MOM carichi di studenti, nessun ferito fortunatamente, ma danni evidenti ai mezzi e traffico nel caos. Pubblicata l'ordinanza del Comune di Treviso per le misure anti-smog dal 1 ottobre al 15 dicembre, dal 7 gennaio al 31 marzo, mappe e cartelloni per non incorrere nelle sanzioni. Pesticidi, stop al referendum previsto in novembre, il Comune di Conegliano chiede un parere super partes, l'amarezza e la rabbia del comitato. A Treviso l'unico spazio di ascolto degli psicologi rivolto anche agli agenti di polizia. Sarebbe necessario, dicono gli esperti, in ogni questura per affrontare lo stress e i momenti di depressione delle forze dell'ordine. Rifiuti abbandonati alla rotonda di San Lazzaro a Treviso, la segnalazione dei telespettatori che chiedono più controlli e telecamere. Basket, 24 ore al grande debutto della De Longhi in Serie A. Domani al Palaverde arriva l'Armata di Milano, ma coach Menetti chiede ai suoi e al pubblico una serata magica. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano la cronaca con l'omicidio, lo ricorderete, a Fontane di Villorba di un 20enne moldavo. Ebbene, oggi in tribunale a Treviso è stato chiesto l'ergastolo per i due presunti assassini. 2 ergastoli per l'omicidio di Fontane. Il pubblico ministero Daniela Brunetti ha chiesto al GUP Gianluigi Zulian il carcere a vita per il 37enne romeno Florin Stingaciu e per il 28enne albanese Rubin Ksica, accusati di aver ucciso a coltellate Igor Ojovanu, 20 anni, moldavo, la sera del 30 settembre dell'anno scorso. 3 anni di reclusione invece la richiesta per Olga Novakov, la giovane moldava accusata di aver raccolto e pulito i coltelli usati nell'aggressione. Quella sera del 2018 Ojovanu stava festeggiando a Fontane un addio al celibato con gli amici quando sarebbe scoppiata la rissa terminata con le coltellate fatali. Secondo l'accusa, il romeno avrebbe inflitto il fendente mortale assieme all'albanese che avrebbe preso parte attivamente al delitto. Un fatto di sangue che sconvolse la comunità di Villorba, attonita di fronte all'omicidio del giovane moldavo, ma anche Treviso, dove all'istituto Giorgi Fermi Igor frequentava le lezioni con il grande impegno di studente lavoratore. Un giovane che aveva un sogno, quello di arrivare alla maturità ed aprirsi alla vita e al futuro, un sogno infranto in un sabato sera che doveva essere di allegria per festeggiare l'amico che stava per sposarsi, festa che in pochi minuti si è trasformata in dramma. Oggi, nell'udienza del processo con rito abbreviato, la richiesta dell'ergastolo per i 2 presunti assassini. Il processo è stato aggiornato al prossimo 25 ottobre. Paura stamane a Vittorio Veneto per lo scontro tra 2 bus della MOM. Il fatto è accaduto in via Perucchina, dove uno dei 2 mezzi era in sosta per far scendere i passeggeri, soprattutto studenti. Il secondo bus, probabilmente a causa di un errore di manovra del conducente, ha impattato contro il primo, colpendolo con la parte centrale del lato destro. Benché i 2 autobus fossero carichi di viaggiatori, fortunatamente non si registrano feriti. Danni evidenti ai mezzi coinvolti e inevitabile caos del traffico. Ripristinata la circolazione, la polizia locale ha raggiunto il deposito dell'azienda per accertare la dinamica dei fatti e verificare le eventuali responsabilità a carico del conducente che era alla guida del mezzo investitore. L'uomo è infatti ripartito con il veicolo danneggiato e i passeggeri comunque a bordo, una circostanza che potrebbe comportare delle conseguenze. Pesticidi, stop al referendum, il Comune di Conegliano chiede infatti un parere super partes, l'amarezza naturalmente del comitato. 2 pareri legali contrastanti, uno favorevole, quello del comitato promotore, l'altro contrario, quello dei consorzi di tutela del prosecco e categorie. E così il referendum per vietare l'uso dei pesticidi non si farà, perlomeno non il 24 novembre, come era stato ipotizzato dal Comune di Conegliano. Sulla base dei 2 pareri legali opposti, infatti, l'amministrazione comunale vuole chiarezza, investendo del compito i propri avvocati. Non è escluso che il quesito venga posto direttamente al Ministero
dell'Interno per dirimere una volta per tutte la questione. Nell'attesa, la consultazione referendaria verrà con ogni probabilità rimandata. Il termine ultimo per indire il referendum è il 4 ottobre e manca davvero poco. Pare quantomeno improbabile che per quel giorno sia possibile avere un terzo parere super partes, quale potrebbe essere quello del Ministero. Una notizia colta con amarezza dai promotori del referendum, che vedono allontanarsi a data imprecisata il momento nel quale i cittadini potranno dire la loro sull'uso dei pesticidi. La normativa vieta infatti che la consultazione si tenga a ridosso di altri appuntamenti elettorali, regionali o nazionali. Certo che andremo avanti perché la gente quando aspetta questo referendum da un anno è stata brava secondo me ad arrivare adesso lo si vede proiettato di nuovo fra un anno. Poi visto come va in Italia che si vota ogni poco, cosa può succedere? Che prima della prossima data del referendum ci sia qualche votazione e andiamo avanti ancora. Entreranno in vigore dal 1° ottobre le misure di contenimento delle polveri sottili. Per la prima volta si avrà un'ordinanza condivisa tra le città capoluogo di provincia del Veneto su impulso del protocollo aria di cui Treviso è capofila. Nel dettaglio, dal 1 al 15 dicembre e dal 7 gennaio al 31 marzo 2020, dal lunedì al venerdì, stop ai veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1, ai diesel Euro 0, 1, 2, 3, ai veicoli commerciali Euro 0, 1, 2, 3 e ai ciclomotori e motoveicoli a due tempi Euro 0. Quando il limite giornaliero di 50 microgrammi a metro cubo di PM10 verrà superato per più di 4 giorni o per più di 10 giorni, le misure verranno ulteriormente incrementate. Torniamo a parlare della notizia emersa ieri in prefettura durante il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, notizia che riguarda uno dei giostrai coinvolti nell'inseguimento con schianto di venerdì notte a Treviso. Uno dei giovani appunto vive in un alloggio Ater. Il sindaco di Treviso Conte promette: faremo attenzione a tutti i casi problematici che ci verranno segnalati. Noi andremo ad attenzionare tutti quei nuclei familiari problematici, tutte quelle segnalazioni che ci arrivano quotidianamente dai cittadini per bene, che ci segnalano problemi di convivenza civile tra le persone, verranno attenzionati. Quindi non è una questione di etnia, non è una questione di paese di provenienza, è una questione di persone per bene. Il sindaco Mario Conte ieri ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Ater Barattin al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi in prefettura dopo l'episodio di venerdì notte, con l'inseguimento terminato con lo schianto di un'auto con a bordo 3 giovani giostrai contro un negozio di ortofrutta in viale Felis e un'auto della polizia speronata. In ospedale erano finiti 3 ragazzi, oltre a 2 agenti di polizia. Nel corso del vertice il prefetto aveva sottolineato come uno dei giovani giostrai coinvolti abiti in una casa Ater, notizia che non ha mancato di accendere la discussione sulla condotta di chi vive in alloggi di edilizia popolare. Le case Ater sono un'opportunità e quindi l'invito è che chi ha l'opportunità di vivere all'interno di case Ater, quindi case comunali, debba almeno comportarsi bene, rispettare le regole e rispettare anche le regole del buon vicinato. Diversamente prenderemo provvedimenti, ma sempre sulla base della normativa e le regole che sono imposte dalla legge. E a proposito di case Ater, continua a far discutere la nuova legge regionale che rivede i canoni. Ieri sera nuova assemblea degli inquilini nel quartiere di Santa Bona a Treviso. La CGIL chiede che se la regione deve intervenire sulla legge lo faccia in tempi brevi. Prima pagavo 110, 105, 107 conforme il BOE o con il BOE. Adesso mi avrebbe messo 556 o 54 e ora adesso a casa di riposo mi paghi ori? Mica aveva fatto tutta economia, metti via, non dar beva neanche un caffè, che non fa spese. 360 euro abbiamo avuto per i soldi, quei sacrifici che mio marito ha lavorato 45 anni e purtroppo i soldi abbiamo messi in parte per la nostra vecchiaia. Aumentare così perché lo schei in banca e se mi domande sono più vecchio perché io ho 86 anni, non è come vi dico. Se io più vecchio mi sapete che cosa, per chi vuole parlare di schei. Rabbia e preoccupazione sono i sentimenti che trapelano tra le circa 100 persone presenti all'assemblea organizzata dalla CGIL a Santa Bona. Il sindacato ha presentato le sue proposte, perfezionate nell'ultimo mese e fatte arrivare alla Regione, ma anche alla neonata conferenza dei sindaci Ater. E nei prossimi giorni chiederemo anche a loro
se c'è la disponibilità di sottoscrivere un documento unitario. Tra le richieste avanzate dalla CGIL, un ISEE elevato a 30.000 euro, una modulazione che tenga conto degli anziani disabili soli, aumenti sostenibili e ancora una revisione del calcolo rispetto all'alloggio. Se devono intervenire sulla legge lo devono fare in tempi brevi, altrimenti c'è il rischio che davvero prima della fine dell'anno ci siano famiglie che non saranno in grado di pagare gli affitti, con la preoccupazione che abbiamo noi che poi vengano anche svolti dei gesti inconsulti. Per il Sunia questo è il momento per ridiscutere del comparto abitativo. Questa legge dovrebbe essere il punto di partenza per ripensare a un mercato abitativo e a un'idea dell'abitare diversa. Intanto la CGIL del Veneto è pronta ad una grande mobilitazione regionale unitaria degli inquilini ATER. Attorno al 10-11 di ottobre, se saranno confermate, da tutte le province faremo partecipare la delegazione di inquilini proprio per rendere evidente in modo figurativo il disagio e la preoccupazione di migliaia di persone. Convegno oggi a Treviso sul disagio delle forze dell'ordine. Psicologi hanno spiegato quali sono le fonti di stress e fornito gli strumenti agli operatori di polizia per affrontare queste problematiche. Solo da inizio anno siamo arrivati a 43 suicidi in tutta Italia tra le forze dell'ordine e per questo noi vogliamo dare uno strumento affinché si possa risolvere questa criticità. Di fronte a questi dati la Federazione Sindacale di Polizia ha deciso di organizzare un convegno rivolto alle forze dell'ordine per fornire loro gli strumenti utili ad affrontare le situazioni di stress. Forme di disagio che possono nascere in ambito familiare ma anche durante il proprio servizio. Portare nelle questure la figura dello psicologo è l'obiettivo, un professionista che possa supportare l'operatore dopo un evento critico ma anche affiancarlo in situazioni difficili, nel corso della propria attività, come dare la notizia di un decesso ai parenti delle vittime, rapportarsi con minori abusati o donne violentate e ancora con persone che minacciano il suicidio. Accanto alla presenza di un professionista in ogni questura si punta a ritagliare uno spazio di ascolto già presente a Treviso per creare una relazione non solo con i cittadini ma anche con gli stessi operatori di polizia. Diventa importante il messaggio che si manda all'operatore di polizia, cioè gli si dice guarda che ci occupiamo di te, c'è anche uno spazio per farlo, c'è un messaggio forte anche da un punto di vista proprio simbolico e anche pratico. Per quasi tutte le situazioni stressogene in servizio esiste un protocollo di intervento in psicologia delle emergenze. Questo protocollo non assume diciamo, la posizione di un protocollo imposto e che stiamo lavorando per questo con delle linee guida che prevedano che ogni volta che succede qualcosa tutti gli operatori possano accedere a questo protocollo. A questo si affianca il trattamento BARS. Maria Modesta Tolotto della Questura di Treviso, dopo averlo sperimentato su se stessa, ha pensato di portarlo all'interno dell'ambiente di polizia. Tantissimi colleghi come me possono incappare in quello che è l'intasamento delle cose da fare, delle cose da gestire. Si prova quel disagio di non sapere se essere o meno adeguati per la situazione che si sta vivendo. Sono 32 punti che abbiamo sulla testa che quando li vai a digitare con questo leggerissimo tocco iniziano a scaricare. È esattamente come resettare un hard disk, una banca dati troppo carica. L'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo ospite ieri sera a 20:10 dopo la presentazione del suo nuovo laboratorio politico. Un laboratorio politico dedicato alla discussione, alle proposte, alle idee, svincolato dal consenso elettorale. L'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo a 20:10 racconta la sua nuova creatura, Officine Aperte. La chiave è proprio quella libero dalla ricerca del consenso immediato, perché Officine Aperte non vuole essere né una lista civica, cioè non ci sarà mai nessuna elezione il marchio Officine Aperte, non vuole essere il comitato elettorale per nessuna delle persone che fa parte generosamente di questo gruppo, ma vuole, facendo un paragone, come il rugby, il sostegno, cioè c'è qualcun altro che fa meta, ma c'è un gruppo di persone, speriamo sempre più diffuso e contagioso, che incomincia a pensare al di là del tifo, entrando nel merito delle cose. E se a Treviso il laboratorio è stato accolto con qualche scetticismo, crescono le adesioni da fuori provincia, ultima quella del sindaco di Belluno Massaro, un laboratorio, quello di Manildo, che in tempi di scissioni, è lecito pensarlo, non si propone come una nuova lista alternativa al PD. Sono ancora iscritto al PD, ho rinnovato circa un mese fa la tessera
e continuo a essere iscritto nel PD. Penso che sia un momento in cui bisogna cercare di unire le forze, cercare di, come ho detto prima, proporre delle soluzioni che fanno effettivamente migliorare la qualità della vita del nostro Paese. E pur ribadendo la propria stima per Renzi, Manildo non ne condivide la scelta. Non condivido il fatto che sia uscito dal partito in questo momento e abbia fondato un suo partito. Lo capisco, una scelta tattica molto intelligente, ma io sinceramente in questo momento non mi sono sentito di seguirlo. E ai dubbi e ai sopraccigli alzati che hanno accolto Officine Aperte come una mossa in vista di future candidature, Manildo risponde così. Se lei non si candida? No. A nulla, diciamo, né di nuovo a Treviso, no, io sono tornato né al Consiglio regionale? No, assolutamente. Poi la replica a Mario Conte, che dal palco di Pontida aveva sparato a zero sui 5 anni della precedente amministrazione, parlando di una Treviso invasa da clandestini e rom, ma aveva risposto Manildo su Facebook nell'immediatezza. Il ma ci sta bene e l'ho spiegato, nel senso che secondo me ogni cittadino che sente queste affermazioni può valutare se Mario Conte abbia avuto l'autocombustione da Pontida, quindi abbia detto delle cose perché è proprio schiavo del consenso immediato, quello che con Officine Aperte vogliamo evitare, quindi abbia detto delle cose che sa anche lui non vere, quindi, però penso che non sia tanto accettabile questa politica che fonda delle affermazioni su cose che si sanno non vere. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, siamo alla nostra rubrica Lo dico ad antenna con la segnalazione di alcuni cittadini in merito alla presenza di rifiuti abbandonati alla rotonda di San Lazzaro a Treviso. Rotonda di San Lazzaro ai piedi della rampa della tangenziale in direzione paese. All'altezza dell'attraversamento pedonale è collocato un cestino, intorno una piccola discarica, diverse borse e sacchetti contenenti ogni tipo di rifiuto che attraggono molti insetti. Forte l'odore che si percepisce nonostante le temperature oramai non più calde. Stando a quanto ci racconta chi passa qui abitualmente, si tratta di una situazione non isolata. Non c'è niente da fare, sì, anche poco adesso, signora. Se no c'è peggio, è peggio. In mezzo a strada. Un brutto vedere. Un brutto vedere senz'altro, succede molto spesso anche da queste parti. Mi è capitato qui anche dove c'è il piccolo sottopasso pedonale lì proprio perché è molto nascosto, quindi scaricano di tutto e di più. Sono quelli che buttano per strada, noi pescai, paghiamo noi. Invece di fare i contenitori, mette qua che porta via. Basta spostarsi poi di pochi metri e raggiungere il sottopasso pedonale per trovare un altro sacco nero dell'immondizia abbandonato e a poco serve il cartello appeso tra la vegetazione che invita le persone civili a gettare i rifiuti negli appositi contenitori. Ci sono sempre immondizie, qua e anche lungo di qua. Servirebbero maggiori controlli, telecamere? Sì, servirebbe una telecamera sia all'entrata che all'uscita di là. Maggiori controlli e multe salate per i trasgressori è quello che i cittadini chiedono. Bene, dicono, anche l'installazione di fototrappole per beccare in flagrante gli ecovandali, soluzione però non semplice da attuare. Alla fine le telecamere dovrebbero essere dappertutto perché qua ormai non se ne viene più fuori. E se anche voi avete problemi, disagi che volete segnalarci, potete farlo ai numeri che vedete in sovraimpressione via WhatsApp al 351 1755 340 o lasciando un messaggio allo 0422 02 30 898, ancora mandando una mail a redazione @antena3.it e noi vi richiameremo e poi verremo sul posto con le nostre telecamere. Siamo allo sport, basket, 24 ore al grande debutto della De Longhi Treviso in Serie A, domani al Palaverde arriva l'Armata Milano, ma coach Menetti chiede ai suoi e al pubblico una serata magica. Deve essere un grande evento, sarà comunque una grande emozione, un grande evento e parallelamente c'è una partita molto difficile da preparare. Ci siamo, il tempo dell'attesa è finito, tutto era iniziato qui, da quella gara 3 contro Capodorlando, poi era proseguito con la festa di un'intera città. Ora la sbornia è stata smaltita, ma il sogno resta. 24 ore al fischio d'inizio, ore 20:45 al Palaverde. La De Longhi debutta in Serie A. Treviso torna in Serie A e lo fa contro l'Armata di Milano. Subito il botto contro la squadra favorita per lo scudetto e contro un allenatore leggendario come Ettore Messina, che ritorna in Italia a giocarsela proprio contro Treviso, la piazza del suo ultimo trionfo italiano targato Benetton nel 2003.
ma coach Menetti ha una sua filosofia. Se c'è un momento dove incontrare queste grandi squadre è assolutamente l'inizio, per tutta una serie di motivi, anche perché Milano parte con un ciclo nuovo e quindi questo, se c'è un momento dove uno eventualmente poteva scegliere un'occasione, deve essere questa. Il condottiero della De Longhi chiede una serata magica al pubblico e ai suoi ragazzi. Assente Capitan Matteo Imbrò per il problema alla coscia destra, ci sarà invece Davide Alviti che sta recuperando dal guaio alla spalla sinistra. La squadra come sta? La squadra è a posto, naturalmente di certezze ne abbiamo poco perché è la prima di campionato ed è sempre così, al di là di come sia andato il precampionato o non il precampionato, è una nuova avventura. Di sicuro insomma, ci sarà tanta voglia insieme al nostro pubblico proprio di coltivare questo grande sogno. Siamo alla pagina con le notizie da Belluno e provincia. Lutto nel bellunese per la morte di Massimiliano Pachner, per tutti Max, aveva 68 anni, già sindaco di Sappada. Pachner fu assessore provinciale, braccio destro di Oscar De Bona a Palazzo Balbi nell'assessorato ai flussi migratori. È stato lo stesso De Bona ad annunciare nel pomeriggio la notizia della scomparsa di Pachner, che è morto dopo una breve malattia. Strenuo difensore di Sappada in Veneto e dell'autonomia bellunese, Pachner contribuì a stilare il protocollo d'intesa tra Belluno, Sondrio, Verbania, Cusio Ossola, che nel 2001 divenne atto fondamentale per le iniziative che hanno permesso di formulare la legge sull'autonomia del territorio bellunese. In ricordo di Massimiliano Pachner, il Consiglio provinciale riunito oggi ha osservato un minuto di silenzio. Economia adesso, perché sono più che positivi i dati sul commercio estero in provincia di Belluno. L'export vola grazie all'exploit dell'occhialeria. Sembrano passati i tempi bui, quelli dei segni meno davanti ai numeri che identificano lo stato di salute dell'economia bellunese, e in provincia la luce in fondo al tunnel è tornata a brillare come ai tempi d'oro grazie al comparto dell'occhialeria che nel primo trimestre 2019 ha fatto segnare un exploit, più 8,4%, l'indicatore che spicca sfogliando i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno, in sorpasso rispetto alla media regionale ferma all'1,8%. Abbiamo dati positivi, insomma, l'anno scorso avevamo un po' di contrazione sul mercato dell'occhialeria, però è in ripresa. Le vendite all'estero dell'occhiale rappresentano oltre il 72% dell'export provinciale. La situazione è buona, tanto nei mercati dell'Unione Europea quanto nei mercati internazionali. Stazionarie le esportazioni negli altri settori, più 1,6%. Complessivamente i valori esportati aumentano di oltre 130 milioni rispetto ai primi 6 mesi del 2018. Crescono in particolare i flussi verso gli Stati Uniti, ma cresce a 2 cifre anche l'export verso il secondo mercato extracomunitario, Cina e Hong Kong. Voce fuori dal coro la Turchia con un calo del 4,3%. Indubbiamente Belluno però ha un'opportunità legata agli eventi che avremo in calendario 2020 e 2021 e le Olimpiadi, che possono ridare lancio all'economia, alle infrastrutture e soprattutto alle imprese del territorio, che non vuole solo dire imprese legate al turismo. Indispensabile per Pozza continuare a fare sistema anche in considerazione delle prossime sfide in una provincia che ha nelle sue Dolomiti il marchio di qualità più diffuso e conosciuto nel mondo. A tale proposito il presidente dell'ente camerale ricorda l'importanza del rilancio del nuovo centro estero delle Camere di Commercio Venete, che a fine ottobre porterà in Veneto la 28ª edizione della Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, che coinvolgerà gli enti di Belluno, Treviso, Padova, Venezia e Rovigo, con l'intento di promuovere le occasioni di incontro fra imprese del territorio e possibili partner esteri. Con la pedonata non competitiva, i percorsi della memoria, domenica si aprono ufficialmente le celebrazioni per ricordare l'anniversario della tragedia del Vajont. È allenata ai grandi numeri Longarone, ma quest'anno quelli che entreranno negli annali della pedonata non competitiva, i percorsi della memoria, non potranno superare il tetto di 6.000 partecipanti. È stata la tempesta Vaia a imporre un limite massimo e sono state le conseguenze di quei drammatici giorni di quasi un anno fa, oltre alle proteste degli automobilisti costretti in coda sulla 51 di Alemagna, a costringere gli organizzatori a spostare anche la partenza del tracciato dal centro di Longarone alla sponda est di Ponte Campelli. Aspettiamo che la prossima primavera sia l'amministrazione di Longarone che di Erto e Casso si attivi per migliorare la viabilità
in alcuni posti a rischio e esposti del transito sui sentieri, e quindi avendo maggior sicurezza anche la Protezione Civile ci appoggia per una candidatura a un tetto di 8.000 persone. È vigilia di attesa e di impegno per tutto il Longaronese, che si appresta a commemorare la strage del Vajont, costata la vita a 1910 vittime innocenti. Il calendario degli eventi sarà presentato ufficialmente nel corso del Consiglio Comunale di Longarone: teatro, cultura, appuntamenti con la storia e con lo sport e la solidarietà. In una passeggiata che però ha grandi significati dal punto di vista anche spirituale e morale. Quindi questo è il primo di eventi di un programma che ne abbiamo già allestito, che comunicheremo ufficialmente nel corso del Consiglio Comunale di Longarone. Emozioni e suggestioni dei luoghi della memoria sono indescrivibili anche per chi è abituato a macinare chilometri a piedi. La gara, in programma domenica 29 settembre, segue i tratti di strada interrotti o distrutti dall'acqua del Vajont, ma anche i sentieri che sono stati storicamente le uniche vie di collegamento per le genti di Longarone, Erto Casso e Castellavazzo. Gran finale degli eventi il 2 novembre con la visita del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, che sarà ricevuto a Belluno e che celebrerà la messa al cimitero monumentale di Fortogna. Sarà il sindaco di Belluno, Jacopo Mastaro, tra pochissimi minuti l'ospite di 20 e 10. Con le notizie da Treviso ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. La perturbazione giunta mercoledì si sposta verso sud, ecco che la pressione torna ad aumentare, tempo dunque via via più stabile. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 26 settembre. Sul Veneto sarà asciutto dappertutto, ci attende una giornata ampiamente soleggiata, il cielo si presenterà infatti al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 24 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento su tutti i settori, qualche addensamento solamente sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature anche in questo caso invariate, minime tra 12 e 18 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. E torna ad essere buono il tempo anche sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, residui piovaschi al mattino solamente sui confini alpini. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 25 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.